Archiviata l'elezione del presidente, adesso riflettori puntati sulla squadra di governo targato Musumeci. Al via così il toto assessori, 4 i nomi già ufficializzati che a meno di sorprese dell'ultimo momento dovrebbero essere a capo di un assessorato: Vittorio Sgarbi, Totò Cordaro, Roberto Lagalla e Gaetano Armao, designato vicepresidente voluto da Silvio Berlusconi. Io sono mezzo agrigentino, come tanti sanno, e quindi come tale mi comporterò. Agrigento avrà, oltre alla sua rappresentanza parlamentare, speriamo anche quella del governo, avrà certamente un vicepresidente della regione che è agrigentino e si sente tale. Una delle prime cose che bisognerà fare è rimuovere gli elementi ostativi che sono stati posti in essere dal governo Crocetta contro i consorzi universitari. Come sapete, io mi sono dimesso a luglio dal consorzio universitario proprio per evitare e eliminare ogni ipotesi di conflitto di interessi e di eleggibilità. Adesso bisogna ripartire proprio dal riconoscimento del diritto allo studio dei nostri studenti e quindi sostenere i consorzi universitari con la forza e la determinazione che si sono viste in passato e che purtroppo negli ultimi tempi erano state abbandonate, cercando di centralizzare il più possibile sulle università dei capoluoghi di provincia principale, cioè Palermo, Catania e Messina, lo sforzo della Regione. La Regione deve guardare a tutti, deve guardare ai più forti ma anche ai più deboli e pertanto deve sostenere i consorzi universitari. Per il resto, così come annunciato nella scelta degli altri componenti, dovrebbe prevalere il criterio matematico. A ciascun partito dovrebbe andare un assessorato per ogni 3% riportato. Quindi 5 posti sono destinati a Forza Italia, 2 a Idea Sicilia Popolare Autonomisti, 2 a UDC e 2 a Diventerà Bellissima, 1 a Fratelli d'Italia, noi con Salvini. Già circolano i primi nomi, come quelli della ravanosana Giusy Savarino e di Alessandro Pagano.